Parrebbe stringersi il cerchio attorno all'autore degli atti vandalici di Favaro con auto e garage date alle fiamme. L'ultimo episodio noto dopo Pasqua, distrutta dal fuoco dopo essere stata incendiata la vettura dello storico panettiere di Favaro Massimiliano Trabuio. Ma dopo questo fatto ora emergerebbero nuove pesanti intimidazioni ai componenti della famiglia di quest'altro residente che ha già sporto denuncia alle forze dell'ordine. I miei familiari sono stati minacciati e dopo sono venuto a sapere che una persona che è stata indagata dalla polizia, sotto indagine dalla polizia, si è resa protagonista di un episodio del tutto simile a quello che è accaduto al signor Trabuio. È stata data fuoco un'altra macchina e le modalità e tutto quanto porta a pensare che insomma possano essere le stesse persone che abbiano compiuto, possa essere la stessa persona che ha compiuto questo gesto qui. E mentre le indagini proseguono, c'è chi riferisce di aver visto girare a volto scoperto tra le vie della città, spesso in sella a una bicicletta, il presunto autore di tali intimidazioni. È famigerato perché ha avuto moltissimi precedenti, è stato svariate volte in carcere, sia le forze dell'ordine che purtroppo la cittadinanza qui conosce questa situazione. Ma come fate a conoscere questo personaggio? Lo conosciamo perché è una persona qui del posto, cioè Favaro non è New York, è una città un paese abbastanza piccolo dove bene o male ci conosciamo tutti e siamo preoccupati anche perché sembra che questa persona viva proprio nella stessa abitazione dove vive anche un preadolescente che tra l'altro frequenta anche le scuole del paese e quindi è in contatto anche con altri bambini che vivono nella nostra realtà, nel nostro paese. Quindi si teme anche per l'integrità di questo minore. Sì, sì, visti i fatti purtroppo c'è questo sospetto. Una scia di incendi e minacce di morte che qui a Favaro Veneto sta mettendo sotto scacco un'intera comunità. E questo è stato più volte in carcere e tutte le volte che è uscito questo personaggio qui ha continuato a delinquere, quindi è evidente che il carcere non è stato messo in domiciliare recentemente, è anche evaso. Gli inquirenti stanno cercando di dare un nome e un volto al presunto autore di tali atti vandalici, con i residenti che chiedono di poter tornare a vivere in sicurezza, quella sicurezza persa da tempo, dicono. Magari qualcuno per colpa di altre ritorsioni non si è esposto, magari ha denunciato, ma magari non si è esposto, quindi la comunità non sa questa cosa.